Noi intanto proponiamo di andare a prendere i soldi dove ci sono per fare degli investimenti in questi ambiti che ho citato. Pensiamo soprattutto all'evasione fiscale, ma anche alle grandi ricchezze che in questi anni si sono create, quindi agli profitti e agli extra profitti che pensiamo debbano essere tassati maggiormente. Pensiamo che prima di tutto debba essere restituito a lavoratori e pensionati il fiscal drag, cioè quella quota in più che hanno versato con gli aumenti, quindi sforando con le aliquote, che hanno ridotto anche quell'effetto eventualmente positivo che potevano avere dagli aumenti contrattuali o dalle rivalutazioni delle pensioni. Queste le proposte della CGIL Veneta al governo in vista della legge di bilancio. Ridare potere d'acquisto ai lavoratori è il tema fondamentale. Se ne è parlato ad Abano Terme all'assemblea che riunisce tutte le categorie del sindacato alla presenza del segretario generale Maurizio Landini. Il Veneto deve ritrovare slancio nella manifattura. Veneto ci preoccupa il declino, di fatto lo chiamo così industriale, perché di fatto vediamo sempre più crisi aziendali, ore di cassa integrazioni molto importanti e intere filiere messe in difficoltà, dall'automotive alla moda, al termomeccanico, ma anche il legno sta soffrendo. Servono interventi per bloccare questa situazione, per invertirla e serve mantenere i posti di lavoro perché il rischio di perdita dei posti di lavoro c'è. Garantire l'occupazione e trovare fondi per il sostegno alle aziende, le azioni da mettere in campo. E ripetere il blocco dei licenziamenti così come è stato fatto durante il Covid e soprattutto di utilizzare le risorse PNRR e anche i fondi europei per rilanciare le aziende manifatturiere nella nostra regione.